Rieccoci dopo la pubblicità, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite avete già visto il questore di Padova, tra poco non lo sarà più, prenderà un altro incarico a livello nazionale, è Gianfranco Bernabei. Durante la pubblicità, dottor Bernabei, parlavamo appunto che in questo lavoro di poliziotto, uso questo termine, si sta lontani dalla famiglia, si perdono magari le cose forse più belle della vita, i figli, la moglie. Sì, beh, diciamo, come vive è un lavoro che ci impegna molto, che ci prende un po' in maniera, ci totalizza, proprio perché non è un lavoro che può essere gestito con... Però un giorno i figli possono dirgli: papà, noi non ci siamo mai conosciuti, non ci siamo mai visti. Insomma, il rischio c'è, ma insomma dobbiamo sforzarci di conciliare per quanto possibile i doveri che abbiamo rispetto alle nostre famiglie con quelli anche dell'attività che svolgiamo. Faccio una domanda in generale, non che riguarda questo, perché ci sono anche altri lavori dove certo, ci si stacca dalla famiglia. È giusto secondo lei? Diciamo che fa parte un po' delle regole del gioco, è una professione che noi abbiamo No, è giusto, regole del gioco, però è giusto. Cioè, sì, diciamo, per i soldi, per la carriera, tutti i lavori, per diventare, tralasciare la famiglia, i figli, tutti, perché è così, cioè... Diciamo che in questo tipo di lavoro la famiglia in genere... No, ma non volevo entrare, mi scusi se la interrompo, non nel suo lavoro, dico in generale anche un rappresentante prende un altro tipo di lavoro, che via tutto. Sono un po' le circostanze della vita, le scelte che si fanno nella vita, ma ecco, spesso si riesce anche per fortuna a coniugare i due profili, quello personale e quello professionale. Come io mi illudo di aver fatto, insomma, nella mia famiglia, e vedo anche tante altre famiglie, diciamo, altrettanto serene di tanti miei colleghi. Poi naturalmente ci sono anche situazioni nelle quali questo tipo di difficoltà porta a delle situazioni di crisi all'interno della famiglia, a delle separazioni, a dei distacchi, ecco. Però effettivamente questa è una diciamo, aggravante che riguarda queste professioni così totalizzanti come quella che noi svolgiamo. Ne rifarebbe tutto quello che ha fatto? Ma per me è un lavoro questo che io ho scelto. Da bambino sogno è un lavoro che ho scelto, che mi ha sempre appassionato. Come è nata la scelta da bambino? Sai, quando a scuola ti chiedono cosa vuoi fare, io il poliziotto, io è stata l'aviatore? una passione appunto fin dagli anni del liceo che ho coltivato e che perché mi intrigava questo tipo di lavoro, mi appassionava quasi come fosse un gioco, no? Quello di dover cercare di risolvere l'enigma che veniva di volta in volta, diciamo, proposto. E quindi è un lavoro che ho scelto con grande passione e che ancora oggi faccio con una forte motivazione, nonostante gli anni ormai trascorsi. Ti ha dato più soddisfazioni? Io direi di sì. Che dispiaceri, tra virgolette? Io sono contento, credo che sia un privilegio fare un lavoro che si sceglie di fare. E non diciamo, dover subire un'attività professionale che ci si trova a svolgere per motivi solamente economici. Cioè il fatto di poter svolgere un lavoro che si è scelto, credo che sia una gratificazione che superi anche i profili economici o diciamo, i benefit di qualunque altra natura. Nella sua carriera ha qualche rammarico, cioè nel senso, non ho preso quel bandito, non ho preso quel ladro, nella sua carriera è successo e lei è rimasto qui nel... Sì, io ho avuto la fortuna di occuparmi di casi anche piuttosto importanti nella mia fase professionale in cui svolgevo attività investigativa in maniera diretta e naturalmente ci sono stati episodi anche gravi dal punto di vista criminale che potevano avere una soluzione diversa. Ma le dinamiche degli eventi a volte ci sfuggono alla nostra stessa volontà e quindi poi bisogna anche farsene una ragione. Senta, tornando a Padova, il cittadino si può sentire sicuro anche per il prossimo questore che arriverà, che lei farà le consegne, darà garanzie che è una città abbastanza, tutto sommato, abbastanza tranquilla? Ma infatti io considero Padova una città particolarmente felice proprio per il fatto della qualità della vita
della quale gode, e anche dal punto di vista criminale per la situazione tutto sommato sotto controllo fisiologica che si trova a dover affrontare. Ecco, ricordiamo, il prossimo questore si chiama Paolo Fassari, 57 anni, arriva dalla questura di Modena e in passato è stato collaboratore a Palermo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mica poca roba. No, no, è un ottimo collega, come dicevo. Padova ha sempre avuto una particolare attenzione anche da parte dei nostri vertici, proprio per la storia che grava sulle spalle di questa città. C'è sempre stata una particolare attenzione, mi permetto di dire, nella scelta, diciamo, dei responsabili della questura, e quindi questo collega, al quale auguro un ottimo lavoro, sarà sicuramente all'altezza. Ecco, dottor Bernabei, il passaggio di consegne ha una durata importante, cioè per spiegare tutta la città è impegnativo, oppure... Naturalmente, poi l'esperienza del questore... Sì, certo, l'esperienza naturalmente gioca la sua parte, poi naturalmente bisogna assimilare anche un po' per volta le problematiche, non si può travasare così in maniera istantanea di un colpo solo le questioni che riguardano la realtà nella quale si va ad operare. E quindi si comincia a introdurre le problematiche, poi lentamente ci si cala dentro e soprattutto ci si avvale di questa squadra di colleghi e collaboratori che operano invece da diversi anni in questa città e che sono, diciamo, la struttura portante della nostra organizzazione. Senta, lei è tifoso di calcio? Poco, perché il calcio l'ho sempre identificato come un luogo di lavoro. È vero, luogo di lavoro. E allora cosa pensa dell'eliminazione dell'altra serie dell'Italia Grande mondiali? tristezza, sì. L'ha guardata la partita? Certo, l'ho guardata e con grande rammarico purtroppo abbiamo avuto questa delusione cocente che non ci aspettavamo assolutamente da oltre 50 anni di dover subire. Diciamo, però l'ha guardata quantomeno. Sì, sì, no, certo. Se non è tifoso... No, non sono tifoso per via del fatto che, come ho già detto, identifico il calcio, specie negli anni, per fortuna adesso le cose stanno migliorando, ma fino a 7-8 anni fa erano veramente i luoghi nei quali si perpetrava una violenza gratuita, ripetuta, un fanatismo. E in effetti la mia è una domanda per l'Italia proprio per arrivare a questo, perché le forze dell'ordine sono impegnate notevolmente durante le manifestazioni sportive, soprattutto il calcio. Soprattutto il lo calcio. trovo giusto che sia per una partita, per un divertimento, che lo Stato impegni energie, forze, soldi per una cosa che non dovrebbe esistere, insomma. Sì, ecco, anche da questo punto di vista le cose sono un po' migliorate, perché come sa ormai da anni le società di calcio si fanno carico della sicurezza interna mediante l'utilizzo degli steward, che è una figura nuova di origine anglosassone che è stata importata anche nella nostra legislazione e che ha in qualche modo responsabilizzato anche i presidenti, le società di calcio nella gestione della... Sì, mi scusi, ma in uno stadio non può essere il centro operativo della polizia che controlla lo stadio, i tifosi, dove dico, dovrebbe essere un divertimento. Capisco una manifestazione che intervenga la polizia, le forze dell'ordine, capisco tante altre situazioni, un movimento studentesco, un movimento politico, però una partita di calcio dovrebbe essere una festa indipendentemente. Invece è arrivata adesso uno scontro. Però è molto migliorata la situazione in questi ultimi anni. E bastava che le leggi cambiassero. Sì, diciamo il lavoro da fare ancora, di lavoro ce n'è ancora da fare, ma è molto migliorata perché effettivamente quelle manifestazioni di violenza gratuita che prima, alle quali eravamo costretti ad assistere prima, adesso sono molto diminuite. E per quanto riguarda la realtà di Padova posso attestare una correttezza sportiva da parte della nostra tifoseria che si è sempre comportata, nonostante si tratti di una tifoseria anche piuttosto vivace e che anche nel passato si era resa protagonista di qualche intemperanza, però bisogna dare atto che in questi 2 anni e mezzo di mia permanenza in questa città ho avuto modo di riscontrare una correttezza sportiva che fa ben sperare. Io non so, dottor Bernabei, se lei nel lavoro è così, però mi dà l'impressione in questa intervista, è la seconda volta che viene ospite, di una tranquillità, di una che
che vada tutto bene, cioè nel sentirlo parlare, nel parlare delle problematiche, perché oggi, questa sera, abbiamo trattato dei temi importanti, dal caso 90 al terrorismo, a tante altre cose, invece nel parlare con lei di queste cose, io credo che nelle sue ore di lavoro, se è così, dà una tranquillità davvero incredibile. Beh, come dicevo, è importante, insomma, trasmettere. Certo. E poi comunque, ecco, la realtà è spesso meno nera di come ci viene narrata. Spesso la narrazione che viene fatta di queste problematiche è una narrazione che corrisponde solo in parte alla realtà. Quindi dobbiamo cercare sempre di valorizzare i lati positivi e invece minimizzare gli aspetti peggiori. Il sindaco la saluta, vediamo questa intervista. Sindaco, come sono andati questi pochi mesi in cui ha avuto a che fare con il questore Bernabei, prossimo a lasciare Padova per un altro incarico? Sono andati molto bene, io in verità lo conoscevo da prima, in qualità di presidente dell'Interporto avevo avuto modo già di collaborare con lui e devo dire che sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto professionale, quando ho saputo che assumeva un altro incarico di alto profilo, sono stato contento per lui ma dispiaciuto per me. Prima perché avevo un rapporto di amicizia ormai consolidato, secondo perché è veramente bravo. Ha fatto moltissimo per la nostra città, veramente tanto, con molto buonsenso, con pacatezza. Ogni tanto io ero un po', chiedevo qualcosa di più, lui mi faceva sempre ragionare, calmo che bisogna risolvere il problema. Per cui ben venga, funzionario dello Stato a questo livello, ha contribuito alla sicurezza, ha contribuito a tutto e come città ieri abbiamo dato anche il sigillo della città a modo di ringraziamento, è sempre poco per quello che ha fatto. C'è qualcosa che vuole dirgli? Lui adesso la sta guardando e ascoltando. Vengo a trovarti a Roma perché sicuramente ho ancora bisogno di te, non ti mollo, grazie. Pagherà un caffè. Inevitabilmente. No, è piacere, è certo, piacevole di che certo. Una persona di là che lo conosce, non perché è sindaco da poco, ma lo conosce da prima, anche nelle varie serate. Da presidente dell'Interporto, diciamo, avevo avuto già occasione di avere rapporti di lavoro per via delle proteste. Siete due persone che il dialogo è alla vostra portata, mi sembra. Poi decidete, insomma, anche se entrambi i lavori sono davvero molto difficili per gestire una città dal lato amministrativo e dal lato sicurezza. No, indubbiamente. Poi, come ho già detto prima, il nostro compito ci porta a essere funzionali rispetto all'autorità politica che gestisce la città nella quale noi operiamo. E quindi è il nostro preciso dovere cercare di renderci utile anche attraverso il rapporto con i sindaci. Senti, dottor Bernabei, una confidenza però la devo fare in conclusione di questa trasmissione. Io sono tanti anni, sono nato a Padova, ho vissuto la mia vita in Prato della Valle, dunque sono nato. E le referenze, i complimenti che ho sentito dalle parti istituzionali, da parte della città nei confronti suoi, non sto sviolinando, glielo dico perché quello che ho sentito veramente sono stati davvero molti e di tutti, e credo che sia una bella, lasciare questa città e sia anche un bel segnale di gratitudine che la città le ha fatto. Certo, indubbiamente sono molto gratificato da queste attestazioni di stima che peraltro ricambio con lo stesso... Io ho sentito qualche altro questore, ma non è bravo. Io su di lei, le dico la verità, non ho sentito mai... Troppo buono. Ma comunque io ricambio queste attestazioni perché, come ho già detto... Anche i suoi collaboratori le vogliono bene. Spero di aver almeno quelli che ho conosciuto io. No, certo, spero di aver creato un clima, un rapporto anche all'interno dell'ufficio ancora più sereno di quello diciamo che ho trovato, ma ricambio queste attestazioni di stima e di affetto verso questa città che mi ha ospitato per 2 anni e mezzo e della quale ho scoperto i grandi valori civili, culturali, sociali, veramente che la pongono in vetta alle classifiche della qualità della vita in Italia. Qual è la parte della città che le è piaciuta di più di Padova? Beh, diciamo che me ne dica una, non me ne dica parecchie. No, certamente il simbolo con il quale la città si identifica è sicuramente quello spirituale della Basilica di Sant'Antonio, che la rende celebre in tutto il mondo, direi, in tutto il mondo. Quindi è sicuramente
il punto di riferimento principale, credo, per la realtà di Padova, al di là del flusso diciamo, di turismo religioso che determina, ma proprio per la valenza spirituale che rappresenta, che esso ha. Quindi sicuramente direi la Basilica di Sant'Antonio, che vedo qui raffigurata proprio nel vostro pannello di Primus Inter Pares. Sì. Senta, Questore Bernabei, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, ovviamente la ringrazio di essere intervenuto, le auguro un in bocca al lupo per il prossimo impegno che avrà a Roma, spero di rivederlo qualche volta quando viene a Padova, magari qualche pranzo assieme, mi farebbe piacere farlo, e lei ha un minuto alla telecamera che lo inquadrerà, lei può dire tutto ciò che vuole. Prego. Ma io concludo questo piacevole incontro appunto rinnovando il mio ringraziamento alla città di Padova per come mi ha accolto, rinnovando i miei complimenti a questo tessuto sociale così produttivo, così civile, così corretto, che è un esempio, diciamo, per tutto il resto del territorio nazionale, e auguro al mio successore di poter migliorare ulteriormente le performance in tema di sicurezza cittadina che assieme ai miei colleghi io sono riuscito a raggiungere. Ringrazio il questore Gianfranco Bernabei di essermi venuto a trovare. Grazie a voi. Grazie, ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.